Continuano le proteste autonome degli agricoltori in Sicilia. Oggi manifestazione a Palermo sul tema del movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sulle province continua il dibattito politico in Sicilia. Giovanni D'Angelo, commissario della Lega, si dimette dall'incarico. A Favara, relazione annuale del sindaco Palumbo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, autore del triplice omicidio ad Altavilla, e i due suoi complici davanti al giudice di Termini Imerese per l'interrogatorio di garanzia. Al via le iniziative nelle scuole dei maestri del lavoro di Agrigento. La rassegna di musica jazz al Palacongressi di Agrigento, organizzata dal Parco della Valle, il primo appuntamento giorno 16 febbraio con Gaetano Castiglia Quintet. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con le proteste degli agricoltori. Sempre sul piede di guerra, la politica sia lontana da noi, afferma uno dei rappresentanti degli agricoltori autonomi, Franco Calderone, che annuncia da domani presidi in tutta la Sicilia. Il servizio di Margherita Trupiano. Prosegue la protesta degli agricoltori che tramite uno dei loro rappresentanti, Franco Calderone, prende le distanze da eventuali strumentalizzazioni politiche che della stessa possano essere fatte. Il chiaro riferimento è a ciò che oggi è stato organizzato da partiti di opposizione, segnatamente da Sud chiama Nord di Cateno De Luca, che manifesterà in piazza Indipendenza con circa 20 pullman provenienti da varie città della Sicilia e 5 trattori. Ma Calderone afferma che gli agricoltori non presenzieranno perché non vogliono alcun vessillo politico e ci va giù anche duro. Noi non andremo alla manifestazione di mercoledì, dice. La parte politica che organizza farebbe bene ad utilizzare i luoghi preposti per legiferare. Devono lavorare all'Ars invece di protestare in piazza contro se stessi. Mentre giovedì anche gli agricoltori siciliani sosterranno la manifestazione di protesta di Roma con 3 nuovi presidi nell'isola. Domani dunque un sit-in alle 10 sotto la sede della prefettura di Caltanissetta, poi dalle 8 alle 20 in via della Resistenza ad Enna, e un altro presidio è previsto allo svincolo della 19 Palermo-Catania di Tremonzelli, con trattori e mezzi agricoli che continueranno a simboleggiare la protesta. Non solo, ma parole durissime anche verso il tavolo di crisi. Ancora Calderone dice: noi soli rappresentiamo noi stessi, non i sindacati. Ogni volta che questi ultimi andranno a parlare rappresenteranno le 10 persone che li seguono. Saranno gli agricoltori a rappresentare le proprie istanze, sottolinea. Disconosciamo il tavolo di crisi e la modalità che non funziona. Ci hanno convocato, conclude, se noi siamo sulle strade un motivo ci sarà, e la protesta continua. E sul tema manifestazione oggi a Palermo sulle problematiche degli agricoltori, organizzata dal movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sentiamo le proposte del leader del movimento. E ovviamente non stiamo facendo una protesta fine a se stessa, stiamo portando anche una piattaforma che non riguarderà solo Palermo. Qua le responsabilità sono Palermo e Roma. Oggi saremo qui e il 22 di febbraio saremo a Roma. Partirà dalla Sicilia con un'aggregazione, come una processione che andrà aggregando il meridione, e saremo a Roma a portare le proposte che competono a Roma, e ora ne parleremo nel dettaglio. Ecco, il governo nazionale sembra avere chiuso la pratica, invece? Il governo nazionale non ha chiuso niente, vuole dare delle mancette, perché poi qual è la tecnica? Prima ci mettono in ginocchio e poi ci danno un po' di ossigeno per farci respirare. Ovviamente la proposta del governo, che è quella di ripristinare l'IRPEF dopo che l'ha tolta, e ripristinarla soltanto a rate e soprattutto non per tutti, è una proposta assurda che respingiamo al mittente. Porteremo noi la proposta
al governo Meloni di cosa bisogna fare e lo porteremo concretamente anche con le soluzioni tecniche. Ma in sintesi cosa bisogna fare? Guardate, la sintesi è molto semplice. Come è già stato fatto per altri piani europei dove si è fatto un'azione anticiclica per le bollette, per tutto quello che ha generato la pandemia, si prendono un po' di miliardi, si deve fare un piano straordinario di 10 miliardi triennale del PNRR, piuttosto che finanziare puttanate, la Commissione europea deve convertirli in un sostegno anticiclico per il mondo dell'agricoltura in Italia. È molto semplice e poi ora spiegheremo anche come si fa, visto che non sanno fare il loro mestiere. Sulla legge per le elezioni provinciali continua il dibattito alla Regione. Il presidente Schifani afferma dopo lo stop attuazione alla legge del Rio e nel frattempo iter per le elezioni di secondo grado. Margherita Trupiano. Dopo la bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana del DDL di reintroduzione delle province in Sicilia, ritornerà in Commissione Affari Istituzionali con nodo principale il ripristino dell'elezione diretta a suffragio popolare degli organi delle province e delle città metropolitane e naturalmente nella riconsiderazione anche delle vicende legate alla legittimità costituzionale per la attiva legge del Rio che in quanto operativa e nonostante le rassicurazioni del ministro Arramo dei giorni scorsi non metterebbe al riparo da impugnative da parte dello Stato. Una bocciatura che ha spinto il presidente Schifani a volere rassicurare sulla possibilità che la scelta abbia aperto una spaccatura nella maggioranza. Non c'è alcuna tensione in giunta, dice. Ho organizzato degli incontri bilaterali con le forze politiche di maggioranza perché ho ritenuto utile stabilire alcune regole in merito al voto segreto all'ARS, fermo restando che si tratta di un'anomalia che non esiste in nessun'altra regione. E poi continua, andiamo avanti serenamente perché ho trovato la piena volontà di sostegno al governo anche in vista delle importanti riforme che ci aspettano. La riforma del sistema elettorale delle ex province, poi dice seccamente, è un capitolo chiuso, se ne riparlerà quando il Parlamento nazionale approverà questa riforma. Intanto, alla scadenza dei commissariamenti, chiarisce, daremo attuazione alla legge del Rio perché siamo tenuti a farlo. Il mandato dei commissari scadrà il 31 dicembre e poi conclude, da qui ad allora bisognerà fare partire l'iter per le elezioni di secondo grado. Carmelo D'Angelo rinuncia all'incarico di commissario provinciale per la Lega Salvini Premier. Per ragioni strettamente personali ho rimesso il mandato di commissario provinciale della Lega Salvini Premier. Mario Bellino sarà il suo successore. L'intervista a Carmelo D'Angelo. Sì, è stata un'esperienza importante, un'esperienza che mi ha fatto conoscere tante altre persone nel territorio, un'esperienza che mi ha messo in contatto con i vertici regionali e con i vertici nazionali del partito. Abbiamo in questo anno portato avanti le istanze del territorio, dalla chiusura dell'autostradale alla Mare Monti, gli interventi della sanità, gli interventi per le persone più fragili. Abbiamo avuto la presenza anche del ministro Locatelli. Un'esperienza assolutamente positiva, come tutte le esperienze della vita e della politica, che aiutano a crescere e aiutano a mostrare ogni giorno la passione e l'impegno che abbiamo per questa terra e per questa provincia. No, una rinuncia che non apre nuovi scenari, ho detto una rinuncia per motivi personali, perché credo che nelle cose bisogna mettere un impegno totale, costante, e in questo momento non potevo dedicare tutto il tempo necessario e adeguato al ruolo che mi era stato assegnato. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, presenterà stasera al Consiglio Comunale la relazione annuale sull'attuazione del programma. Ce ne parla Giuseppe Moscato da Favara. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, relazionerà al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.
Una relazione prevista dalla legge regionale 26 agosto 1992, la numero 7, che ha istituito in Sicilia l'elezione diretta del sindaco e le sue successive modificazioni, che impongono ai primi cittadini di presentare una relazione scritta al Consiglio Comunale alla fine di ogni anno di attività. Una relazione, la prima che predispone il sindaco Antonio Palumbo, che arriva in notevole ritardo, essendo lo stesso stato eletto nell'ottobre del 2021, per cui detta relazione, periodo ottobre 2021-2022, doveva essere appunto presentata oltre un anno fa. Un ritardo che racchiude 2 anni di sindacatura e quindi 2 anni di relazione, più volte evidenziato e criticato dai consiglieri dei gruppi di opposizione, al quale Palumbo non aveva mai dato seguito. La relazione adesso è stata presentata, è relativa al primo anno di amministrazione ed illustrerà, come previsto dalla legge, lo stato di avanzamento del programma elettorale a suo tempo presentato, gli obiettivi che, unitamente all'amministrazione comunale, sono stati eventualmente raggiunti. Relazione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per le ore 18:30 di lunedì 19 febbraio. Seduta di Consiglio Comunale che sarà anche trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Favara. Sarà la prima verifica ufficiale dell'operato dell'amministrazione comunale guidata da Antonio Palumbo, eletto nell'ottobre del 2021 nel turno di ballottaggio che lo vedeva contrapposto a Salvatore Montaperto. Una vittoria che potremmo definire personale di Antonio Palumbo, in quanto, come si ricorderà, la sua coalizione di sinistra, lui è esponente di spicco di Rifondazione Comunista, formata dalla lista civica Favara per i Beni Comuni, PD e Movimento 5 Stelle, ha eletto solo 3 consiglieri comunali su 24, con l'opposizione che ha guadagnato tutti i 21 seggi rimanenti. Non sono stati sicuramente 2 anni facili per Palumbo che adesso, almeno nel suo primo anno di amministrazione, saranno analizzati e giudicati ufficialmente dal Consiglio Comunale. Passiamo alle notizie di cronaca. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli 16 e 5 anni, Kevin ed Emanuel, nel corso di un esorcismo, e i suoi 2 complici, Sabrina Fini e Massimo Caradente. I 3 fermati domenica per l'omicidio e soppressione di cadavere sono comparsi davanti al GIP di Termini Imerese, che dovrà convalidare i provvedimenti restrittivi per l'interrogatorio di garanzia. Il magistrato, al termine dell'udienza, si è riservata la decisione. Vediamo intanto un ampio servizio da parte della corrispondenza di Palermo. Massimo Carandente e Sabrina Fina, i 2 palermitani accusati di aver avuto un ruolo nella strage di Altavilla Milicia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere questa mattina nel corso dell'udienza di convalida del fermo al carcere Pagliarelli davanti alla GIP di Termini Imerese. Valeria Gioeli. La situazione è molto, ancora siamo agli inizi, c'è una fase di indagine che sarà molto impegnativa, sono stati fatti dei rilievi, il sopralluogo all'interno dell'abitazione dove è avvenuto quello che è avvenuto, naturalmente, un omicidio. Per quanto riguarda tutto quello che è stato rinvenuto all'interno dell'immobile è attualmente al vaglio della magistratura. Barreca è in stato di shock, non si è reso conto di quello che è successo. Una persona in stato di shock, io attenzione, col beneficio del dubbio, ci mancherebbe altro, è una situazione un pochettino particolare sui generis, perché non possiamo dare dei giudizi già, siamo in una fase che ci porterebbe comunque a dare dei giudizi avventati. Quindi ha confermato che li conosceva, perché la coppia dice di non conoscerlo? Sulla coppia no, non mi ha detto nulla, assolutamente. L'udienza è finita? L'udienza è finita di convalida. Il pentimento avrebbe un senso se si riconoscesse, però una persona scioccata che non si rende conto in questo momento. Ricorda soltanto delle cose, ha del flash, ha visto i suoi figli, la moglie, ma poi non dice nulla, non racconta nulla in merito alla vicenda in sé. Come voleva fare del bene alla famiglia? Ha detto questo? Questo non ha detto nulla su questo. Ha parlato di queste presenze demoniache di cui parlava spesso, che fanno parte della sua vita al di là di quello che poi è successo? No, sui riti non dice nulla.
lui si affida soltanto a una persona che si affida a Dio e diciamo, crede in Gesù ed è profondamente una persona religiosa e cattolico, dunque parla sempre di Gesù. Non parla? Come? Di riti non parla? No, di riti no. La figlia praticamente era lì, era insieme a lui, però non mi ha detto nulla. Ah, era insieme a lui durante... No, era lì in casa, però non ha detto niente riguardo alla figlia. Come mai l'ha risparmiata? Non saprei cosa dirvi riguardo a questo, ha soltanto descritto diciamo, oggettivamente questa circostanza. Di pomeriggio alle 16:15. Dove? Davanti alla mia agenzia, qua ad Altavilla Milice. Era serena, tranquilla? Tranquilla. Sì, tranquilla. Che lei avrebbe colto un segnale di paura? Antonella si confessava con noi, ogni tanto si confessava con noi e diceva che voleva andarsene da questo paese. Non gli ha mai chiesto perché? Non si trovava perché lei è stata una vita fuori, la mamma mi pare che abita a Novara e il fratello a Novara, quindi lui aveva questo rapporto bellissimo, se non epistolare, col fratello, mi pare di aver capito. Veniva a spedire da noi, dal fratello, e quindi solo questo ci diceva, che non si trovava, ma il perché oppure che ci siano state delle paure o dei terrori non l'ho mai confessato. Antonella questo non ha... Delle fisse, delle manie del marito ha detto nulla? Non diceva nulla, no, se non solo lamentandosi. Col pomeriggio abbiamo parlato di lavoro, di cosmetica, perché lei si stava facendo a fare un lavoro di vendita di cosmetica, quindi abbiamo parlato di questa cosa qua. Nient'altro. Il rapporto con la religione? Il rapporto con la religione è evangelica, ma lei non abusava della parola, come dicevo, del suo essere evangelico, non abusava, è stata sempre una persona normale, quindi persona normalissima, quindi non era una fanatica della religione. Quindi e Giovanni era fanatico? Nemmeno, per come ho cresciuto io Giovanni non era un fanatico tranne poi, come dire, andare a vedere sui social e vedere quello che pubblicava. Lei è certo che l'ha vista? Sì, l'ho vista, certo. Quando domenica è l'ultima persona ad averla vista in vita? E penso che io non sia, non sono l'unica persona, penso che ci siano delle telecamere e che gli inquirenti possono utilizzare le telecamere che ci sono nel paese. Quindi farsi un giro in via Loreto e in via Roma, che sono le strade principali dove ci sono telecamere, e vedere Antonella che cammina con un'argentina e un Black Senta, ma Lotus. Antonella era venuta da sola nella sua Sì, agenzia? da sola. Domenica, da sola. quando ho saputo la notizia... Sono rimasto scioccato, non potevo credere a questa cosa, sono rimasto scioccato. Al di là di averla vista, siamo rimasti scioccati proprio per quello che è successo. Inizia oggi la Quaresima con il mercoledì delle ceneri. Sentiamo Don Maurizio Mangione sull'argomento. Don Maurizio, oggi la giornata delle ceneri, una giornata importante per i cristiani. Ecco, cosa rappresentano la giornata di oggi? Spiegamolo. Oggi la Chiesa ci dà la possibilità, di iniziare questo percorso che ci inviterà a convertirci, che ci inviterà, a guardare un po' il nostro cammino e a rimetterci sulla buona strada. Se dovessimo dire che cos'è la Quaresima, un'immagine che mi viene così nella mente è la mano di Dio che viene, rivolta al popolo, proprio perché l'uomo ha bisogno della mano di Dio. Dio ci dà questa possibilità di riscattarci dalla nostra miseria, dal nostro peccato, dalla nostra fragilità. E proprio quel gesto che stasera faremo durante la Santa Messa, l'imposizione delle Sacre Ceneri, ci ricorderanno da un lato che l'uomo è polvere, l'uomo è una materia molto misera, però da quella cenere, che ci proietterà poi verso la Pasqua, ne potremo uscire più vittoriosi, più forti, più santificati. E poi anche un gesto penitenziale, perché già la Sacra Scrittura ci ricorda che i primi popoli vivevano la conversione proprio cospargendosi di cenere, e chi guardava il penitente, poteva anche riprendersi nel proprio cammino e soprattutto mettersi nell'atteggiamento della conversione. Noi stasera consegneremo
alla parrocchia questo messaggio, che lo ascolteremo tra l'altro nella liturgia della celebrazione eucaristica. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Questo è il grido che Dio fa a ciascuno di noi. Dio ha bisogno della nostra conversione, ha bisogno dell'uomo principalmente, perché Dio non condanna l'uomo, condanna il peccato. Per cui i 40 giorni che noi vivremo della Quaresima sono, potremmo dire, un allenamento. È come uno che va in palestra e vuole ottenere dei risultati per perdere un po' di chili. Così i 40 giorni ci serviranno per dire, ecco, mi alleno giorno dopo giorno con costanza, con impegno, con amore, con dedizione, e alla fine dei 40 giorni, quando arriveremo alla Pasqua, potremo anche noi risorgere a una vita nuova, una vita più bella, anche perché ce ne accorgiamo. Oggi di notizie brutte ne ascoltiamo tantissime, cose che ci lasciano senza parole. L'uomo ha bisogno di ritornare a Dio, anche perché più l'uomo si allontana dalla grazia di Dio e l'uomo diventa peggio di una bestia. Da oggi vestirete dei paramenti sacri dal colore viola. Perché? Il colore viola è il colore liturgico penitenziale che viene usato 2 volte all'anno, viene usato sia nel tempo di Avvento, che è il tempo di preparazione al Natale, come anche il tempo di preparazione alla Pasqua, e questo colore così liturgico viola proprio ci richiama a questo atteggiamento penitenziale, che poi viene anche usato nei funerali. Pertanto voglio dire, all'inizio di questo cammino quaresimale, credo che l'uomo, oggi la Chiesa ci invita al digiuno, all'astinenza, però Dio non guarda i gesti questi così esteriori. Dio vuole che l'uomo oggi deve fare più digiuni di tante cose, digiuno di egoismo, meno egoismo, meno atteggiamenti superficiali, di più silenzio, perché viviamo in una società di parolaie, parole che a volte non portano a nulla. Tanti digiuni veri, e Dio guarda il digiuno, quello del cuore, quando appunto ci rivolge quella parola: laceratevi il cuore e non le vesti, e la conversione parte proprio dal cuore. Un approfondimento sugli arresti di Antonio Luppino e Vincenzo Luppino fatti dai carabinieri del ROS, fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. La corrispondenza da Trapani. Sarebbero stati a completa disposizione del boss Matteo Messina Denaro, che su di loro avrebbe potuto contare per cose banalissime: cambiare un cerchione alla sua macchina, la Giulietta nera soprannominata Margot, traslocare e conservare una vecchia cucina non più gradita, ma anche molto più importanti, come per esempio spostarsi anche per andare alla clinica La Maddalena e sottoporsi ad un intervento chirurgico e alla chemioterapia, nonché fornirgli un numero di cellulare riservato. Il Luppino, cioè l'autista Giovanni, già sottoposto a processo, e figli Vincenzo e Antonino, arrestati ieri mattina, sarebbero stati ben ricompensati dal boss di Castelvetrano. Dalla sua contabilità trovata nel suo ultimo covo emergerebbero tutta una serie di dazioni di denaro superiori ai 1.000 euro in favore di Mustang, questo il loro nome in codice, che deriva dalla loro cosiddetta insuria Mustusi, in quanto il padre di Giovanni si occupava di uva e di vino e quindi faceva anche il mosto. Dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Alfredo Montalto su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Guido e dei sostituti De Leo e Padova, a carico dei 2 fratelli Luppino, emergono tanti dettagli sul ricovero di Messina Denaro a maggio del 2021. È rimasto infatti in clinica dal 2 all'11 maggio, passando totalmente inosservato, ma anche sulle abitudini tra cene, feste di compleanno, omaggi floreali in caso di lutto. Inoltre dagli atti viene fuori che attraverso le aziende di Antonino Luppino sui suoi conti correnti tra il 2017 e il 2018 sarebbero stati effettuati bonifici in favore della maestra e amante della boss Laura Bonafede per 81.623 euro non giustificati da fatture. Inoltre proprio Laura Bonafede, assieme al marito Salvatore
Gentile avrebbe tenuto a battesimo sia Antonio che Vincenzo Luppino. Secondo la ricostruzione della procura, per almeno 4 anni, dal 2018 al 2022, Luppino sarebbero stati vicini di casa di Messina Denaro e comunque i rapporti con loro non risalirebbero certo agli ultimi mesi di vita del boss, deceduto lo scorso 25 settembre. Il 21 gennaio 2021, per esempio, Giovanni Luppino avrebbe attivato un numero di telefono di riserva che Messina Denaro avrebbe utilizzato per comunicare con lui e i suoi 2 figli proprio durante il ricovero alla Maddalena. La scheda sarebbe rimasta silente sino all'8 aprile, quando alle 13:08 era stato registrato uno squillo verso l'utenza di Antonino Luppino, squillo che sarebbe stato fatto proprio dal boss per consentire all'indagato di memorizzare il numero. Il numero sarebbe tornato utilissimo durante il ricovero di maggio 2021, quando Messina Denaro era entrato alla Maddalena con l'identità di Andrea Bonafede per essere operato. Ad accompagnarlo era Giovanni Luppino. L'ingresso del boss è stato registrato il 2 maggio alle 8:47 e l'autista alle 9:13 si era rimesso in macchina per tornare in Campobello. I Luppino si sarebbero anche occupati della Giulietta del boss intestata ad Andrea Bonafede, di cui il mafioso aveva le chiavi il giorno della sua cattura, il 16 gennaio dello scorso anno. La macchina era stata ritrovata il 21 gennaio in un'area di proprietà di Vincenzo Luppino e da alcune chat ritrovate sul cellulare del padre emerge che questi, il giorno di Natale del 2022, gli avrebbe inviato alcune foto con la Giulietta senza alcun testo e per gli inquirenti avrebbe voluto così segnalargli che l'auto avesse bisogno di manutenzione, in particolare un cerchione sarebbe stato da sostituire. Padre e figli si sarebbero così occupati anche della ristrutturazione del covo del boss nel maggio 2022. Inoltre Giovanni e Vincenzo avrebbero assicurato anche un servizio di staffetta al capomafia usando il loro furgone, permettendogli per esempio di andare nella sua Castelvetrano e di passare in sicurezza davanti alla casa della figlia Lorenza Alagna e delle sorelle Bice e Giovanna. Vasta operazione antidroga nel Messinese, la corrispondenza da Messina. Nelle prime ore della mattinata odierna, gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Messina sono stati impegnati in un'operazione di polizia che ha portato all'esecuzione di 26 misure cautelari, 13 di custodia in carcere e 13 degli arresti domiciliari. L'operazione di PG rappresenta l'epilogo delle più recenti indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotte dalla squadra mobile su una compagine delinquenziale dedita alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti volti al procacciamento e alla successiva cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti agli ordini di 3 fratelli ritenuti capi promotori del gruppo sito nel rione Fondo Fucile. L'attività di indagine trae origine dagli approfondimenti investigativi svolti a seguito di un'azione dinamica sul territorio risalente al novembre dell'anno 2020, allorquando, attraverso servizi di osservazione e controllo e perquisizioni effettuati in alcuni locali abitazioni del rione, sono emerse illecite condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sono state quindi avviate le conseguenti attività di indagine, espletate anche tramite intercettazioni e videosorveglianze sul menzionato nucleo familiare e, fin da subito, le evidenze investigative hanno restituito chiari elementi circa l'esistenza di una compagine delinquenziale attiva nel traffico e spaccio di cocaina e marijuana. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, la visione delle immagini delle telecamere installate in prossimità dei siti di interesse e i numerosi riscontri dell'attività di spaccio hanno permesso di rivelare l'esistenza di un sodalizio stabile, finalizzato all'attuazione di una serie di reati in materia di stupefacenti, poi rivenduta sul territorio cittadino e in provincia. Durante l'espletamento delle indagini è altresì emersa la posizione di un infermiere in servizio presso una struttura ospedaliera della città di Messina, il quale è risultato essere in frequente contatto con i membri dell'associazione con a capo i 3 fratelli del rione Fondo Fucile, rendendosi disponibile all'occorrenza a svolgere per conto loro e nel loro interesse varie attività, tra cui anche quella di intermediario per la cessione di qualche dose a terzi soggetti. I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di accertare il coinvolgimento dell'infermiere anche in ulteriori affari illeciti, in concorso con altri 5 colleghi.
Invero, tali operatori sanitari nel periodo dell'emergenza sanitaria da coronavirus si sono appropriati di kit di tamponi dell'azienda ospedaliera, impiegandoli per l'esecuzione di test da effettuare privatamente dietro corrispettivo in denaro. Inoltre si sono appropriati furtivamente di farmaci e di materiale sanitario di cui avevano la disponibilità in ragione del loro impiego, utilizzandoli per svolgere privatamente attività di assistenza ai pazienti. Ulteriore condotta illecita che l'infermiere è risultato aver posto in essere nel periodo in esame è risultata essere la compilazione di false certificazioni che attestassero l'esito negativo di tamponi mai effettuati, al fine di consentire l'accesso in locali di ristorazione nel periodo in cui era previsto l'obbligo di presentazione del Green Pass o di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi livelli e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza, il giudice ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per 13 indagati e quella degli arresti domiciliari per gli altri 13 indagati. Al via le iniziative dei maestri del lavoro di Agrigento che si svolgeranno sin da domani nelle scuole agrigentine superiori. Il primo appuntamento sarà con gli alunni dell'Istituto Fermi di Aragona. Sentiamo il console provinciale di Agrigento, Giuseppe Migliore. Giuseppe Migliore, console provinciale dei maestri del lavoro, una federazione che si occupa anche di orientamento scolastico verso il lavoro. Ecco, oggi presentate un programma delle vostre attività che inizierà proprio domani con un incontro con gli alunni all'Istituto Fermi. Ecco, le priorità di questa vostra iniziativa. Le priorità sono quelle di potenziare le competenze ai ragazzi e far sì che al sapere abbiniamo l'esperienza di noi maestri del lavoro, quindi mettere in pratica il fare e contemporaneamente metterle in rapporto alle possibilità che possa offrire il nostro territorio di prossimità. Infatti parleremo di orientamento al lavoro, orientamento agli studi, della cultura della sicurezza, di etica del lavoro, di imprenditoria giovanile, di nuove figure professionali nell'ambito della tecnologia informatica che avanza, e l'ultima giornata faremo incontrare questi ragazzi con esperti del territorio, del mondo dell'economia, della cultura, del sociale, per far sì che questi migliori nostri cervelli non sempre siano costretti a scappare fuori dalla nostra Sicilia. Ecco, quali istanze arrivano dai ragazzi alla luce delle vostre esperienze passate? Ecco, si sente il bisogno di questo incontro con una federazione che, come la vostra, rappresenta il mondo del lavoro? Sicuramente è un'istanza che è forte da parte dei ragazzi, perché la scuola non sempre riesce a dare anche una formazione. Dà la cultura, il sapere, poi alcune competenze proprio solo quando si avvicinano al mondo del lavoro vengono a galla. Ci sono ragazzi che non sanno come presentare un curriculum di lavoro, come sostenere un colloquio di lavoro, e noi li guidiamo in questo percorso sperando di agevolare il loro inserimento proprio nel mondo lavorativo. Quale attenzione ricevete da parte delle istituzioni? Ecco, recentemente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con una funzione nomina i maestri del lavoro, no? E come correttamente ha appena detto lei, il Presidente della Repubblica riconosce nel valore dei maestri del lavoro un simbolo da trasmettere quindi ai giovani, questi nostri valori che ci hanno alla fine portate ad essere insigniti con la stella al merito del lavoro proprio dal Capo dello Stato. È un riconoscimento di tanti anni di lavoro, di impegno, di dedizione, di socialità, e noi, nonostante adesso siamo in pensione, molti di noi sono in pensione, tentiamo di mettere in pratica proprio quello che è l'indirizzo del Presidente della Repubblica, che ci dice: voi siete dei fari nella nostra società. Condividiamo le preoccupazioni di tanti cittadini che in queste ore stanno paventando i possibili, per non dire certi, disagi che si prospettano in visita della prossima estate in ordine alla chiusura di un tratto della strada statale 115 che obbligherà
gli automobilisti a transitare nel centro urbano di Porto Empedocle. Per far fronte a questi disagi, una soluzione possibile sarà quella di attivare nel periodo estivo dei collegamenti ferroviari a spola tra le stazioni di Agrigento e Porto Empedocle, quanto si legge in una nota stampa dell'Associazione Ferrovie Caos, che propone all'amministrazione comunale di Porto Empedocle, guidata da Calogero Martello, di chiedere alla Regione l'attivazione del servizio ferroviario sulla Ferrovia dei Templi per fronteggiare i problemi di viabilità estiva a Porto Empedocle. A Milazzo nascondeva la droga nell'armadio, arrestato uno di 62 anni. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Milazzo in provincia di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un 62enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era da alcuni giorni che i militari dell'Arma stavano monitorando i movimenti dell'uomo con predisposti servizi di osservazione che hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi investigativi dai quali dedurre che all'interno dell'abitazione del 62enne potesse essere detenuta della droga. Pertanto ieri mattina, con il supporto dei cani dei carabinieri cinofili di Nicolosi in provincia di Catania, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare oltre 38 grammi di marijuana contenuta in un involucro in cellophane occultata tra la biancheria nell'armadio della camera da letto. Inoltre sono stati trovati anche un bilancino di precisione e la somma di 9.900 euro ritenuti provento dell'illecita attività. La droga, inviata ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio, unitamente al bilancio di precisione e alla somma di denaro, è stata sequestrata. L'uomo è stato arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal dottor Giuseppe Verzera, è stato ristretto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di essere giudicato. Vigili del fuoco, ancora un'altra denuncia per il sottodimensionamento di organico. Il nucleo sommozzatori di Catania, dimezzato a rischiare, sono soccorritori e popolazione. Risparmiare sul soccorso tecnico urgente è una follia. Ascoltiamo Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB dei Vigili del Fuoco della Sicilia. Ancora una volta siamo qui a dover denunciare una nefandezza che da anni noi come organizzazione sindacale rivendichiamo, cioè il potenziamento del nucleo sommozzatori di Catania, che attualmente rimane ridotto di 14 unità. Purtroppo, qualora dovessero servire i sommozzatori in 6 province della regione siciliana, deve intervenire o il nucleo di Palermo o il nucleo di Reggio Calabria. A nostro parere questa è una scelleratezza e proprio in questi giorni nel territorio di Niscemi servivano proprio i sommozzatori. In quel giorno i sommozzatori di Catania non erano in servizio non per loro volontà, ma perché proprio in quel giorno rimangono scoperti. Cioè, questa nefandezza da anni noi denunciamo, che qualora dovessero servire questi operatori, questi soccorritori indispensabili a nostro parere, si devono aspettare svariate ore, mettendo a repentaglio sia la sicurezza degli operatori che quella delle persone stesse. Noi non lo possiamo ammettere, vogliamo che si rendano conto che il soccorso tecnico urgente deve essere all'attenzione e una priorità assoluta, perché ricordiamo che abbiamo un cambiamento climatico costante dove dal caldo si passa al freddo, dove da quando c'è sole abbiamo i nubifragi. Pertanto ogni mansione, ogni qualifica è indispensabile per i vigili del fuoco. Non si può risparmiare, non è assolutamente ammissibile che ancora oggi siamo qui a denunciare sempre le stesse problematiche, cioè gli organici, i mezzi e di riclassificare le sedi di servizio in Sicilia, perché abbiamo le piante organiche ormai datate di oltre un ventennio, dove gli interventi si sono quintuplicati. Non guardiamo il clima che attualmente è clemente, perché all'improvviso potrebbe cambiare lo scenario e sarebbero grossi problemi, perché ancora combattiamo quotidianamente per cercare di tenere in piedi il soccorso tecnico urgente nelle sedi di servizio, dove abbiamo difficoltà per comporre le squadre minime. Pertanto vogliamo che la politica e la nostra amministrazione si renda conto che non si può e non si deve risparmiare sul soccorso tecnico urgente.
Smaltiamo le graduatorie, procedure speciali di reclutamento e concorsi pubblici per far sì che si aumentino gli organici sia degli specialisti, dove attualmente abbiamo un nucleo navale che è attualmente smantellato, rischia di chiudere, e i nuclei sommozzatori sono sottodimensionati, così come le sezioni generiche, dove quotidianamente abbiamo grosse difficoltà per poter garantire soccorso alla popolazione. Tornano i venerdì jazz al Palacongressi di Agrigento, 6 concerti per la nuova stagione 2024, il primo appuntamento sarà il prossimo 16 febbraio, protagonista sarà Gaetano Castiglia Quintet, il prossimo appuntamento con Giovanni Mazzarino il 23 febbraio, il servizio. Tornano i venerdì jazz al Palacongressi, 6 gli imperdibili concerti per la nuova stagione concertistica 2024. Il primo appuntamento sarà il giorno 16 febbraio e vedrà protagonista Gaetano Castiglia Quintet, con Gaetano Castiglia tromba e flicorno, Giuseppe Preiti al piano, Giuseppe Di Blasi alla chitarra, Stefano Indi al basso elettrico e Ruggero Caruso alla batteria in Modern Jazz Mood. Si tratta di un progetto che racchiude brani dal sound assolutamente moderno, con tracce di elementi diversi e particolari che si fondono tra loro. Il suono, a tratti caldo e accogliente, si avvicenda con quello estemporaneo e graffiante, rendendo così il progetto fresco di interazioni. La band Gaetano Castiglia Quintet nasce nel 2016 in occasione del primo concerto jazz dell'allora undicenne Gaetano Castiglia. Attualmente è una tromba solista dell'Orchestra Nazionale Jazz con sede a Milano, ha già suonato con l'Orchestra Jazz Siciliana, la World Brass Orchestra di Firenze e con la Gioca Jazz Orchestra di Roma. I successivi appuntamenti del cartellone che si terranno al Palacongressi sono il 23 febbraio con la Giovanni Mazzarino Quintet, il 1 marzo con l'Arabella Russico Trio Rito del Trio, l'8 marzo con Nicola Caminiti Quartet, il 20 marzo con Oliver von Essen Quartet, il 22 marzo con gli Aaron Goldberg Trio. La direzione artistica è curata da Carmelo Salemi. I concerti si svolgeranno nella Sala Zeus del Palacongressi con inizio dalle ore 19:30 e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L'iniziativa è fortemente voluta dal direttore del parco, Roberto Sciarratta. Al Teatro Cielo d'Alcamo, sold out per il concerto della band Free and Will Be Queen Tribute Show. La corrispondenza da Trapani. Tributo Queen che nasce a Marsala nel 2018 e che portiamo avanti con grande orgoglio nel ricordo di Freddie Mercury e tributando il giusto merito alla grande musica dei Queen, che a distanza di 32 anni, 33 ormai quasi dalla morte di Freddie Mercury, continua a riempire la vita di molti di noi. Cos'è che ancora incuriosisce dei Queen? Abbiamo, credo, ascoltato tutto. La musica dei Queen è intramontabile e contestualmente con il livello, permettetemi, della musica attuale, penso che tornare indietro nel tempo a riascoltare la musica dei Queen, così come i Pink Floyd e tanti altri mostri sacri del rock, del pop rock mondiale, fa sempre bene all'orecchio. In più c'è il fatto che comunque Brian May e Roger Taylor, quindi chitarrista e batterista dei Queen, ancora sono in tour, in questo momento sono in Giappone, in tour giapponese, e quindi anche loro portano avanti la musica che fanno da più di 50 anni ormai, riempendo le orecchie e il cuore di molti appassionati. Questo tributo lo portiamo in giro per la Sicilia, siamo in pieno tour invernale, ci stiamo preparando con la nostra produzione per un tour estivo. Auspichiamo che inizi anche dal mese di maggio-giugno per dare il via a una serie di eventi durante tutta l'estate nelle piazze della Sicilia, sperando di varcare anche lo stretto.
per noi è un onore essere qui oggi in questo teatro, perché è uno dei pochi teatri in Sicilia occidentale dove c'è un concetto di teatro molto... È il Tempio della Cultura. Il Tempio della Cultura ed evidentemente anche della musica, perché riuscire a fare musica in un teatro del genere con un pubblico interessato è il miglior viatico per un artista. Avendo saputo che già il teatro è praticamente sold out, ci aspettiamo una partecipazione del pubblico, sperando che sia che diventi un tutt'uno con la band. Noi puntiamo sempre al meglio, conosco gli organizzatori, insieme abbiamo lavorato al film della Passione di Cristo nel 2021, quindi ci siamo conosciuti bene, abbiamo lavorato bene e adesso li abbiamo ospitati con piacere a casa. Perché hai creduto a questa, a parte l'amicizia e avere provato come lavorano l'organizzazione, perché hai creduto a questo tributo ai Queen? Li ho ascoltati, li ho sentiti e sono veramente bravi, diciamo, vale la pena, ecco, è un momento musicale di alto livello. Hanno detto che c'è il teatro sold out, quasi un'impresa a riempirlo. Ultimamente, per fortuna, diciamo, con tutto ciò che abbiamo organizzato, anche con Angela Bambi nella Compagnia dei Baci, il teatro si è riempito, ecco, quindi siamo orgogliosi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.